chiamo Giordano Emanuele, ho un'azienda agricola, sempre Giordano Emanuele, qui nelle colline di Formignano, le prime colline di Cesena. Ho iniziato con i miei genitori, venendo meno i genitori, nel 90. Mi sono messo da solo a coltivare quello che potevo all'inizio con poca esperienza e poi un po' alla volta mi è venuta l'idea delle piante officinali. Ho cominciato con qualche piantina e così sono riuscito a infilarmi nel mercato praticamente. E col tempo, andando avanti, ho invertito tutta l'azienda in biologico, sempre con le solite piante officinali, aromatiche e quel pochino di ortaggio che si poteva fare. Prima facevo tradizionale, dopo l'economia era scarsa, ho voluto provare col biologico. Non mi piacevano gli insetticidi, i pesticidi, l'automizzatore praticamente, per sprizzare veleni. E da lì, da quando ho preso in mano l'azienda, che era convenzionale, ho voluto provare a fare il biologico, eliminare tutti i pesticidi. Piano piano, con le piante officinali aromatiche, ci sono riuscito, anche perché sono un po' più rustiche e hanno meno bisogno di pesticidi e insetticidi. È un lavoro difficile, però si riesce a fare. Sono Andrea, il figlio di Emanuele. Lavoro qui ogni tanto quando riesco, cerco di dargli una mano per quanto sia possibile. Per quanto riguarda quello che coltiviamo, abbiamo sia piante officinali che aromatiche. Le piante aromatiche sono piante che durano tutto l'anno, mentre le piante officinali sono quelle che sono più stagionali e che quindi variano molto in base al periodo. Abbiamo piante che troviamo solo in primavera, ad esempio le erbette spontanee che raccogliamo per fare da mangiare a mo' di insalata, rispetto ad altre piante sempre selvatiche che andiamo a raccogliere magari in periodi più avanzati nell'anno, che vengono usate per altri motivi, ad esempio in ambito medico e per l'erboristeria. Le piante aromatiche vengono usate principalmente in ambito culinario, perché una delle coltivazioni principali è il rosmarino, e quello, come si sa, è un ottimo aroma per insaporire ad esempio la carne. In questa azienda coltiviamo sia piante aromatiche che officinali e per quanto riguarda le aromatiche le coltivazioni principali sono quella del rosmarino e della salvia. Almeno 3 ettari di tutto il terreno sono adibiti solo ed esclusivamente per il rosmarino, più un altro ettaro e mezzo circa per la salvia. Una cosa che reputiamo molto importante è che la raccolta e la lavorazione delle piante è solo ed esclusivamente fatta a mano. E invece per quello che sono le officinali, quelle che forse coltiviamo di più sono la melissa, la malva e la pilosella. Sono piante semplici ma allo stesso tempo hanno bisogno di un po' di attenzioni. Abbiamo anche dei piccoli pezzi di terra che usiamo per l'essiccazione delle piante, che viene fatta soprattutto d'estate per quanto più possibile all'aperto e solo grazie all'aiuto del sole.